Una tripletta del nuorese Andrea Pintori consente all'Albalonga di conquistare 3 punti d'oro sul campo della Nuorese al termine di una gara combattuta che i padroni di casa avrebbero almeno meritato di pareggiare. La prima occasione della gara arriva all'11° con Molino con un tiro da fuori deviato da un difensore che per poco non finisce all'incrocio. Faiella è costretto al miracolo. L'Albalonga gioca in maniera ordinata ma è la Nuorese a fare la partita con gli ospiti che si limitano a ripartenze puntando sulla velocità di Pintori. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 25° Molino la posizione defilata coglie la traversa a portiere battuto. La prima svolta della gara arriva al 30°, Pintori entra in area, Scinto cerca di anticiparlo e lo tocca per l'arbitro del rigore. Sul dischetto ci va lo stesso Pintori che con un tiro angolato alla destra di Frasca segna l'1-0. Al 32° viene annullato un gol in girata di Pujeddu per fuorigioco millimetrico. Il pareggio della Nuorese è nell'aria, oltre che meritato, e arriva al 37° con Scinto di testa su corner di Cadao. 1-1 che sta stretta alla Nuorese. Al 45° arriva il 2-1 per i padroni di casa, grazie a Pujeddu, servito splendidamente da Curcio. L'attaccante con un pallonetto supera Faiella. In avvio di ripresa la Nuorese spreca la palla a gol che forse avrebbe cambiato il destino della gara. Al terzo Pujeddu, lanciato da Curcio, si presenta solo davanti a Faiella e calcia alto. Un minuto dopo l'Albalonga pareggia, ancora sul rigore, contatto in aria tra Tupponi e Pintori con l'attaccante che finisce a terra. Per l'arbitro il rigore dal dischetto Pintori spiazza Frasca. La Nuorese continua a fare giochi e a tentare di ottenere la vittoria, ma allo scadere arriva il gol di Pintori su punizione. Frasca tocca ma non controlla. Nel finale è inutile il forcing dei padroni di casa.